Presidente, la aspetta un quinquennio di mandato, cosa si promette di fare in questi 5 anni? Sicuramente un percorso difficile, entro da neoeletto ovviamente senza esperienza, però dicevo prima anche il fatto di ascoltare sicuramente mi darà una crescita nel portare avanti questo ruolo che non dico di sacrificio, però sicuramente difficoltoso perché le risposte le dobbiamo dare al territorio e le dobbiamo dare a tutti i contribuenti. Parto con l'inizio sicuramente che l'idea della comunicazione è nel mio DNA, nel senso qualsiasi, non dico le piccole delibere, però i grandi progetti che comunque anche nel consiglio di amministrazione si andrà a fare, a concludere, devono essere comunque divulgati. Vi porto subito un esempio che il primo consiglio di amministrazione che io ho fatto è stato quello di un accordo con i sindacati, a cui va il mio grazie e il massimo rispetto, è stato quello di installare nelle macchine agricole del consorzio il GPS. Questa nuova tecnologia perché? Anzitutto per non spiare nessuno, è giusto dirlo, per non spiare nessuno, ma soprattutto per dare sicurezza agli operatori in campagna. Credo sia una tecnologia e un'opportunità di localizzare gli operatori in senso sia al lavoro che devono fare, perché sono dei dipendenti e sono delle persone e hanno bisogno di lavorare, ma soprattutto anche per la sicurezza, perché abbiamo avuto anni addietro qualche malore di qualche operaio e arrivare in ritardo si rischia ovviamente anche la vita. Un problema grandissimo che non so negli altri consorzi ma sicuramente nella zona di Rovigo, parlo sia dei Adige Po come consorzio sia anche dell'altro consorzio Delta Po, il discorso delle nutrie, un problema grandissimo che dovrò e dovremo affrontarlo sicuramente con le istituzioni non da soli, parlare con i sindaci, chiedere a loro delle delibere, portare qualsiasi modalità che possa perlomeno a far sì che queste nutrie ovviamente non danneggiano ulteriormente il territorio, perché sta la fase di devastazione che noi vediamo, che io vedo nel mio consorzio, nei canali ovviamente è grandissima. E ovviamente su questo danno dopo bisogna trovare risorse per ripristinare frane e quant'altro. Questo è uno dei problemi che sicuramente dovrò affrontare, ma ho già incominciato a affrontare anche con i sindaci del territorio, insomma, ecco, e vedo una loro sintonia nella collaborazione col mio ente. Il fatto della subsidenza, voi sapete, tutti sanno ovviamente la posizione del Polesine che sicuramente è diversa da altre realtà consortili nel Veneto. Di questo fatto oggi come oggi siamo un po' scontenti della finanziaria regionale perché dal 1.500.000 euro del 2014 oggi abbiamo spero di no, però le proposte che vengono avanti è di zero finanziamento per quanto riguarda la subsidenza. È un fatto estremamente grave perché non siamo noi colpevoli, ma bisogna ricordare che tutto ciò è nato dallo Stato, dunque lo Stato deve risolvere questo problema con i finanziamenti, perché tutto è nato negli anni 70 con l'estrazione del metano. Ci ha comportato un abbassamento del suolo che continua, poco ma continua. Mi auguro che si possa ragionare bene con anche i nuovi amministratori che andranno a governare il Veneto, perché per noi è un problema grandissimo. Resta il fatto che al di là della sentenza del TAR o quant'altro, sicuramente la nostra battaglia sulle trivellazioni che qualcuno ha idea di fare nel Veneto trova ovviamente un muro alto tantissimo.